Buongiorno, sono le 6 e io adesso vado via. Vado sul Monte Rite, quindi devo andare a Cibiana. Quindi zaino pronto, in spalla e aspettate gli scarponi e poi partono. Ecco, il Monte Rite è quello che vi sto facendo vedere adesso. Ok, quindi una ventina di minuti e si arriva su al passo dove si parte per andare sul Monte Rite. Sono già stanca, ho fatto pochi metri e sono già sfinita. Si parte praticamente si passa a Cibiana Ricadore e si arriva al passo Cibiana. Allora, il passo Cibiana ho visto adesso, tutti i parcheggi sono col ticket e quindi sono tutti a disco orario. D'estate è raggiungibile anche con la navetta a pagamento, quindi si risparmia tutta la strada a piedi e si riesce ad andare su tranquillamente, velocemente. E Monte Rite è alto 2183 metri. Dalla cima si possono vedere tutti i paesi della Valle del Boite fino a Cortina un pezzo. Dunque mi fermo un attimo e guardo le montagne. In cima al Monte Rite c'è un museo, è il museo che ha creato Messner e nel 2002 è stato inaugurato, io ero stata su all'inaugurazione. Se no prima era un forte della guerra, è stato rifatto, rimesso a nuovo e dentro questo museo si trovano pezzi della collezione di Messner, quindi che ne so, elmetti, corde, scarponi, non so se anche fucili, adesso non mi ricordo, quadri della sua collezione, insomma si trova parecchie cose e niente, secondo me potete andare a visitarlo una volta perché poi vi stufate, sempre quello, come tutti i musei. E è bello andare su perché c'è il panorama, più che altro. Poi per il resto non è granché, anche la strada è una strada, non è un sentiero e bisogna stare attenti alle navette perché corrono parecchio e per il resto sì, è una strada normale, sterrata però è normale. Va bene, è infinita, facendola a piedi è molto infinita perché ci sono tanti tornanti. Mi sono dimenticata di dire alcune cose. Allora, ho ripreso un attimo, prima di questo pezzettino, ho ripreso il numero del sentiero. Quello è il sentiero vero e proprio, però è chiuso ovviamente per una frana. Stranamente, e è la scorciatoia sia per scendere che per salire, cioè molto più corta rispetto alla strada sterrata, però è un sentiero effettivamente, non è praticabile da tutti. Mentre invece la strada, questa qui, è praticabile da tutti possono salire a Monte Rite, anche i bambini. Guardate le indicazioni, 2 ore sono le indicazioni per la salita con dei bambini. Io la facevo sempre da piccola, quindi è fattibile. Il dislivello tra la Forcella Cibiana, quindi il passo Cibiana, e la cima del Monte Rite è di 650 metri, quindi il passo Cibiana è a 1580 qualcosa, non mi ricordo, metri sul livello del mare, mentre la cima, come ho già detto, è a 2183. Quindi adesso io vado. E quella che vedete inquadrata al centro è Zoldo, quello. Ultimo pezzettino di cracker e poi mi addentro nella galleria. Ce l'abbiamo fatta. Poi c'è acqua che corre. Ah, hanno messo le luci, che peccato. Che immensa delusione. Ci sono le luci, come ho già detto, ma ce ne sono troppe. Cioè, era bella questa strada perché non c'erano le luci. Questo pezzo di galleria, invece, ci sono anche quelle adesso. Questa è stata una delusione totale. Veramente, il bello era andare nella galleria buia. E niente, vedete che è tutta roccia scavata a mano. Si vede. Lasciata la galleria, questo è quello che si trova a sinistra. Alberi, alberi, alberi. E la caserma. E quindi io passo la caserma che è chiusa. Io quando sono venuta all'inaugurazione qua dentro c'era la mostra. Qua c'era una fontana che non credo sia più attiva, no. Se uno ha sete qua non beve.
Cioè dovete, ecco, un'altra cosa, dovete portarvi da bere assolutamente, perché non ce n'è acqua lungo il sentiero, lungo il percorso. Cioè, parte il sentiero 479, scusate, per fare la scorciatoia in pratica, invece che fare tutta la strada come ho fatto io, si va per di là e qui c'è la cartina ma non si vede quasi più niente, e questa è quella che c'è qui. Ok, io sono arrivata e quindi all'incirca 2 ore, un po' di più di 2 ore, perché io ho fatto tante pause e quindi 2 ore e un quarto ci sono stata. Sto andando là, qua, dove c'è questa antenna qui, ecco, e quindi ho ancora un po' di strada da fare, ci sono diversi burroni che adesso riprendo. È impressionante. Ecco, questo è quanto. Pensate se mi cade il telefono. E questo è il centro Cadore. Questo è il centro Cadore. Quelli paesi che vedete. Sì. Distanti, Tai, Valle Tai. Questa qua sotto al centro invece è Cibiana, quella che ho passato per venire qua su. E qua è tutto burrone. Cioè, sta cedendo anche questo pezzettino qua. Poi è tutta melma. E basta. Adesso cammino ancora un po'. Insomma, è un po' una delusione che è conciato così, il sentiero. Mi dispiace, perché veramente è un bel posto, trascurato però. Anche i cartelli sono quasi inesistenti. Cioè, guardate i cartelli. No, non va bene così. Ecco, qui c'è un precipizio. Eccolo qua. Cioè, ero lassù prima e adesso invece sono qua. Pappa, scarponi. Mi sono tolta anche gli scarponi. Ho 2 vesciche enormi. Adesso a rimetterli mi verrà male. I paesi allora, Vodo di Cadore, Borca, San Vito, e qua dentro c'è Cortina. Sì. Dai, non si vede niente, mi dispiace perché non ho la macchina fotografica.
San Vito. Ah, questa è Borca. Questa Villanova, frazione di Borca, Serdes, San Vito, e poi si va in dentro e qui c'è Cortina. Però cioè, guardate che belle le montagne. La frana di Cancia, di Borca di Cadore, quella sopra casa mia. Questa invece è quella di Peaio, o questa o questa qui, pare questa qui. Cioè la via c'è il sole, ma non mi pare proprio giusto. Ecco, e il Monte Penna è questo qui al centro che ho inquadrato, quello dove devo andare, dove voglio andare. E poi c'è il Pelmo coperto, ovviamente. Cioè ci sono sempre più nuvole. Sono abbastanza pirla, abbastanza addormentata da non essermi accorta che la neve è anche qua vicino a me. Ce l'ho qua sotto. Cioè, me ne sono accorta adesso. Mi pare che io non l'avevo vista, ce l'avevo qua. Cioè, io sono qua sull'affare e qui c'è la neve. Vabbè, niente. Poi direi che... Oddio, il sole! Se esce il sole non scendo. Cioè, c'è da morire dal freddo qua su. Senza sole, tutta sudata. Uffa. Ecco, alla fine ho scelto il sentiero per scendere perché è molto più veloce. L'unico problema è sì che ci sono delle frane. Una era più su, però adesso non si vede. Comunque era più su, ma era passabile. Questa adesso, io sono qui, bisogna passare questo pezzettino e attraversare su questa roccia che è scivolosa. Figata, c'è un albero che fa da ponte. Ovviamente non si va da nessuna parte di là, però fa da ponte. Qua hanno fatto tutti, cioè ci sono gli scalini, qua li hanno creati. Ecco, e qui ci sono le radici che fanno da scalini. Che bello, si passa sotto l'albero. Che figata. Sai che fanno sti scalini enormi, cioè io sono bassa, no? Faccio una fatica per scenderli. Ok, questo è il sentiero. Perché ad esempio ce n'è uno che continua di là. E però è segnato questo, quindi seguiamo questo qui. Andare in gita, andare a caso. No vabbè, ho scelto questo qui perché ho visto della gente che veniva su, era quasi arrivata in cima. Era alla fine del sentiero e quindi ho detto se sono passati loro passo anch'io. E quindi la taglio tutta la strada e vado giù per il sentiero. C'ho una mosca sullo schermo, pensate. Sì, io devo passare sotto l'albero. Va bene, mi faccio nana. Ecco, in questo posto, dai. E praticamente è tutto nel bosco. Ah, guardate! Due lumache! E super caccole? No, una super caccola e un'altra super caccola. Sono enormi e sono vive. Adesso le sposto perché sennò le schiacciano qui. Mettiamo qua. Basta che non cadete giù di sotto. Ecco fatto. Buono, dai. Guardate qua. Tutti i fiorellini bianchi. Che bello. Pieno. Allora concludo questo video per il momento in questo modo. Cioè vi lascio questo pezzo di sentiero e spengo perché ho il telefono al 10% di batteria, deve durarmi finché arrivo a casa, quel 10%, e quindi ho già tolto la rete, ho tolto tutto, sto solo filmando, ma filmando va via parecchia batteria, e il sentiero è giusto perché è segnato e quindi seguo questo, ma dovrei essere, non dico arrivata, ma quasi, e poi mi faccio sentire a casa e faccio le mie ultime conclusioni su questa gita. A casa ovviamente, col telefono sotto carica. E buon dai, continuo la mia passeggiata e ci vediamo dopo. Ciao! Allora, conclusioni, considerazioni. Per scendere ho preso quel sentiero lì, il 400, cos'era? 79, 69, adesso c'ho il dubbio, 79. Era fattibile, cioè c'è stato un punto che avete visto che sì e no, per i bambini no, escluso totalmente, però anche il resto del sentiero è un po' difficoltoso, per i bambini è escluso secondo me, però per gente che è abituata a camminare è fattibile. È fattibile farlo in discesa ma non in salita, perché in salita io, secondo me,
ho incontrato una coppia che ero quasi arrivata alla strada sterrata, quella normale, e ho incontrato questa coppia di tedeschi che erano distrutti, cioè erano appena all'inizio, erano distrutti. Comunque, io consiglio di fare la strada sterrata normale, di stare attenti alle navette che corrono, che fanno un polverone assurdo, però consiglio quella. Poi cos'altro? Consiglio una maglia pesante, quella sicuramente, da portarla sempre dietro, e magari un cambio di maglietta, un cambio di canottiera, perché si suda tanto. E io ho sudato veramente tanto e non avevo il cambio, sì che quando ero su in cima ho avuto sentivo freddo sulla schiena perché avevo la schiena bagnata, e lo zaino poi ti fa sudare ancora di più, quindi sì, io consiglio sicuramente qualcosa di cambio e qualcosa di caldo da mettere addosso, perché io quando ero su avete visto che non c'era sole, e quando non c'è sole in montagna non è che sia caldissimo. Detto questo, basta, io per tutto il percorso ho tenuto i pantaloni lunghi e le maglie, perché non volevo scottarmi col sole. Infatti la faccia ce l'ho bella colorata adesso, spero non sia scottata. Se avete delle domande, che io sicuramente mi sono dimenticata di dire qualcosa, quindi se avete delle domande scrivetemi sotto nei commenti che rispondo al più presto. E basta, quindi ho tutta la stanchezza addosso adesso, tra che mi sono svegliata alle 3:30 per andare a lavorare, poi sono andata lassù, oggi sono sfinita e siamo solo alle 2 di pomeriggio? Sì, alle 2 di pomeriggio, quindi sono messa bene. Adesso vado a prendere il sole, mi riposo, leggo il libro se ci riesco, se non mi addormento prima, e vi saluto e vi aspetto al prossimo video.